Il nostro ospite, secondo di questa tornata, diciamo così, informativa da Udine, Enzo Bassi. Dunque, parliamo di autonomia, abbiamo già parlato nella prima parte anche con un altro suo collega, però restiamo su questo tema, perché ogni giorno stanno uscendo interessanti novità, perché pare insomma che il friulano troppo unito dia fastidio? Certo, la politica italiana negli ultimi, da quando ricordo io, degli ultimi 20-30 anni, ha semplicemente seminato per dividere, perché il friulano unito, ma nel senso buono della cosa, non sotto una lista, unito e compatto sugli intendimenti, sul portare avanti l'autonomia vera, Certo. Non quella che ci hanno propinato negli ultimi 10-15 anni, fa paura perché l'autonomia tipo Alto Adige fa paura a uno Stato. Quello che abbiamo sul tavolo da cittadino, da quello che vedo in questi giorni, è il fermento di vari soggetti, di vari gruppetti. Chiedo scusa per i gruppetti perché ogni soggetto, ogni gruppo è importante per me nel contributo che darà per l'unione dei friulani. Portare alle prossime elezioni o alle prossimi appuntamenti elettorali, qualunque cosa sia, sarà importante unire, creare una convergenza di intenzioni. Senta, ma il friulano vero, secondo lei, è solo sulla carta, è un'utopia, oppure esiste ancora questa voglia di Friuli, partendo dal Friuli storico fino ai confini del Timavo? Partendo dagli storici, da chi continua a fare libri perché non si dimentichi, da chi chiede che il friulano venga insegnato ai propri bambini, e parlo anche di gente rientrata dall'estero o immigrata in questo territorio, dall'Argentina per esempio, ho degli amici che hanno scelto che il friulano, i loro bambini lo devono conoscere. Non è una discriminante, l'inglese lo si può studiare lo stesso, quello che si diceva alcuni anni fa. Abbiamo diritto per legge che venga insegnato, bisogna riprendere il diritto, parliamo della lingua in questo caso, ma certo, abbiamo una storia, abbiamo una cultura che fa invidia a molti altri, cerchiamo ognuno per sé di portare il contributo, che ci sia un'unità di intenti, che si formi, fra virgolette, un cartello ideale su questo benedetto Friuli, Senta, questa autonomia. la soluzione ad esempio dei comuni, abbiamo ancora un minuto, la soluzione ad esempio dei comuni cosiddetti di lingua friulana, ecco, questa associazione, questa assemblea di sindaci, potrebbe essere uno sviluppo ulteriore, un tassello da portare avanti per mantenere e radicare ulteriormente la propria identità e autonomia? Sì, io vedo ci sono due gruppi, un gruppo che della bassa, così dire, e un gruppo che si coagula sulla friulanità dei comuni. Queste due cose non devono essere viste divise. La politica, su quello che ho visto sui giornali ultimamente, viene visto come un qualcosa che porta in due direzioni diverse. Questo non deve apparire, non deve diventare, e se i sindaci veramente hanno questo nel cuore, lo faranno sotto elezioni, diventando un qualcosa di concreto anche. Scusate se parlo elettoralmente, però alla fine conta la presenza dove si comanda, dove si gestiscono i soldi, i nostri contributi devono restare qui. Perfetto, grazie a Enzo Bassi per la sua partecipazione, rimanga un attimo Grazie con noi, salutiamo i nostri telespettatori e Saluto telespettatrici.